Amici bellini, è talmente notte che praticamente io questo video, cioè che voi già state svegli e io questo video non lo devo nemmeno programmare, lo posto direttamente e lascio pure il commento così al volo. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono proprio disonesti, ma guarda, rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei bellini, è martedì e c'è qualcuno che non sa perché è martedì, per esempio Luigi Giuliano, magari che si è collegato adesso, nel senso si è iscritto da poco. È martedì, caro Luigi, benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi. Io sono Valerio Fluido da New York e faccio musica, però mi diverto anche a parlare di calcio. Ci stiamo prendendo delle piccole soddisfazioni come community, come persone che vogliono analizzare, vogliono fare un po' di approfondimento e ci stiamo veramente divertendo. Comunque andrà, ho detto divertento. Ma sì, vabbè, non ha importanza. Allora, tiriamo le somme. Io lo so che c'è felicità ed è giustificata felicità in giro, in città, in giro per il mondo, però non è finita. Adesso si può parlare della finale, non si può parlare di 5 finali, è un discorso sbagliato calcisticamente. La finale è quando tu ti puoi giocare le ultime armi senza pensare alle sostituzioni, senza pensare ai cartellini gialli, dove stanno i TVB, i cartellini gialli, non ci devi pensare, è la finale, fai quello che devi fare, devi vincere e basta. Anche perché se andiamo a vedere la classifica il pareggio non ci mette al sicuro di niente, quindi devi assolutamente battere il Verona, non sarà facile, sarà una battaglia anche quella, però il percorso netto che ha fatto il Napoli da quando ha ritrovato i giocatori titolari, insomma anche la possibilità di fare i cambi, perché è stato bello vedere anche entrare Petagna, insomma anche quelli che non entrano, perché noi dobbiamo farlo un applauso a Nikita Contini. Si diceva un gran bene di Nikita Contini e oggi lo dico anch'io, lo posso dire, assolutamente un giocatore che non abbiamo mai visto neanche un secondo, che fa una corsa, si prende un'ammonizione, poi me lo devono spiegare che cos'è, comportamento antisportivo, tutti entrano in campo ad esultare, forse perché l'ha rischiato di fare male, anzi rischi. Vedremo sul referto che cosa uscirà. Il referto di Abisso, che ha arbitrato bene, se vogliamo, in giro si dirà che ha arbitrato bene, qualcuno dirà pure che il rigore non c'era e lì io caccio i pistacchi e senza dubbio TVB, amico mio, perché la maglietta non si può tirare così platealmente, è rigore, punto e basta. Sono altri rigori su cui si può discutere, su cui ma qual è la gamba che parte prima, che mettere in mezzo, oppure quell'altro così, ma poi i tacchetti, oppure la braccia poi lo lasci, si lascia cadere, sono altri rigori, ma non ha importanza. c'è un rigore che si doveva dare nel primo tempo ed è questo qua. Allora Abisso sì, anche no, comunque se andate a vedere la posizione di Abisso quando la maglietta si allarga era troppo vicino per vedere bene, mi dispiace, sono un po' sarcastico perché ne abbiamo viste di tutti i colori e continueremo a vederne di tutti i colori e non è il primo anno, perché noi abbiamo la memoria corta, l'anno scorso ne sono successe di tutti i colori prima che poi si arrivasse alla situazione di dover esonerare Ancelotti. Comunque se ne è visto di tutti i colori e forse avremmo avuto una classifica diversa gli anni precedenti, insomma è una never ending story. Chiamateci Chiagnazzari, non ha nessuna importanza, io per la paura di essere chiamato Chiagnazzari non devo dire quello che vedo, lo dico e lo continuerò a dire, non ha nessuna importanza. Abisso male anche ieri, bene Chiffi e chissà che forse le quell'aggressione che ha subito a fine primo tempo nella partita con l'Udinese, ma sai che c'è di nuovo, ma lo chiamo a rivedere almeno, perché potrebbe essere un grave errore. Chissà, ma questa è una fantasia mia. Andiamo alla lavagnetta per parlare un pochino di questi ragazzi, perché e parliamo anche di Gattuso. Lavagnetta si fa così, si clicca su Amrabat che non ha giocato tra l'altro, Meret, ma io dico Nikita Contini, Meret poco impegnato, però quelle poche volte mi è sembrato sicuro. Di Lorenzo secondo me quello meno brillante della serata, ma comunque ti garantisce la sua partita. Mi è piaciuto Manolas, mi è piaciuto Rachmani è il secondo rigore decisivo che si prende, quindi kudos anche a Rachmani. Il signor Yusai, ecco,
qua si apre una parentesi, è il periodo delle scuse. C'è gente che chiede scusa, e non mi riferisco solamente alla solita trasmissione, ne ho sentite altre di gente che dice: ma sai, probabilmente dobbiamo tutti chiedere scusa. Non tutti, signori. Non tutti, c'è qualcuno che non deve chiedere scusa a niente perché non si è esaltato con le parole, non si è allargato con i giudizi, e quindi non tutti devono chiedere scusa, assolutamente. E questo riguarda anche la prestazione di Osimhen, che è stato straordinario ancora una volta, e si diceva bisogna tutti chiedere scusa a Osimhen. No, io non l'ho mai giudicato, non l'ho mai tranciato, e quindi non devo chiedere scusa a niente. Su una cosa però faccio mea culpa: il signor Yusai, che è probabilmente l'anello debole, l'ho sempre considerato l'anello debole, ma anche giustamente perché non ci garantiva prestazioni come le sta facendo ultimamente, però di fila, cioè non è una partita buona e poi dopo ne fa un'altra malamente, di fila. E allora devo chiedere scusa a Yusai per essere stato un pochino troppo tranciante certe volte. Bravo tu Yusai da non sia mai a Yusai non te lo fai. Bravo anche con i piedi, col sinistro. Veramente, veramente tanta roba. Però, oltre a una buona partita di Fabian, dobbiamo parlare di questo signore qua, che nel parlare di lui dobbiamo parlare anche di Gattuso. Tra l'altro mi mandano questa cosa qua, la metto qua. Non ho capito, ovviamente sarebbe presunzione da parte mia, no? Pensare che guardano le nostre cose e poi ci fanno gli articoli oppure lanciano le idee, le proposte, eccetera, eccetera, in ritardo. È presunzione, non lo pensiamo, però voglio dire, non è neanche carino farlo a fine campionato, a stagione fatta e conclusa. Si deve fare prima, se tu veramente lo senti. Questa è una mia riflessione personale. Baca è l'idea di Gattuso. Noi, quando vediamo Baca titolare, teniamo sempre i brividi addosso, la paura che Demme comunque forse potrebbe essere sempre meglio, perché ci piace di più come caratteristiche, come impegno, e come velocità, e come dinamismo, e anche come costruzione, perché Demme è superiore. Bakayoko serviva per fare la lotta a centrocampo con Vlahovic, e però dovete darmi atto che io avevo detto a Paolo: ci dobbiamo aspettare la palla lunga su Vlahovic con Ribéry che gli gira intorno. Grazie signore, grazie signore, grazie. Bakayoko è servito a quello e ha limitato i danni, perché comunque Vlahovic si è dannato come un dannato e ha cercato in tutti i modi di crearci delle difficoltà. Poi una piccola parentesi sull'impegno profuso dalla Fiorentina: è encomiabile, si fanno gli applausi alla squadra che si impegna alla morte. Tanto per noi non è una novità, le squadre si impegnano alla morte per 37 partite contro di noi, non c'è nessun dubbio, nei 38. Ma il problema è un altro, il problema è che si è andato anche oltre, perché se un portiere in panchina si fa espellere perché evidentemente volevi anche mettere un po' di pressione su Insigne che deve tirare il rigore, e ci riesci pure perché Insigne tira un rigore brutto, addirittura poi continui anche a fine partita, vuol dire proprio che per te era una cosa inaccettabile. Sei salvo, no? Ho capito, stai perdendo, ti è andata male, vuol dire proprio che si va oltre. Benissimo, speriamo di vedere tutte Fiorentina contro tutte le squadre e vedremo un campionato un pochino più interessante. Il Crotone che pareggia l'ultimo a tutto con il Benevento, è così che dovrebbe andare. Esistono questi momenti nel campionato che poi ti cambiano la stagione e sono imponderabili, e esistono, e questo è anche il bello del calcio o il brutto del calcio, se queste cose le subisci. Brava Fiorentina, fallo sempre però anche col Cagliari, fallo sempre con le altre squadre lo facessero con tutte le squadre, senza farci fare retropensieri di accordi poi di giocatori che se ne vanno da un'altra parte, giocatori che vengono strapagati, altrimenti noi pensiamo male. Invece il calcio è pulito. Bravo Fabian, bravo anche Politano, altra scelta di Gattuso che potrebbe sembrare coraggiosa. Oltretutto dico, io avrei messo Lozano perché contro Caceres sul piede suo magari Politano poteva trovare più difficoltà, e invece bene, perché Politano ha funzionato, è riuscito a trovare lo spazio per il tiro, per i cross, yes. E poi anche quando è entrato Lozano mi è piaciuto. Zielu a Juve, che stagione ha fatto Zielinski, e che stagione ha fatto, ed è
in affanno e sta comunque subendo, c'è una mosca, è in affanno, si vede quando cade, quando gli fa un contrasto, resta a terra per quei 2 o 3 secondi in più, è in affanno. Ultimo sforzo, Zielinski, dai, che ci stai dando veramente una grossa mano, il fatto di poter tirare con i 2 piedi, il fatto di stare tra le linee, di essere freddo sotto porta. Sì, e poi ti deve andare anche bene la deviazione, il gol, il colpo di tacco che poi porta al tiro di Insigne che porta al palo. Mamma mia, Zielinski che danza sul pallone. Zielinski quando cincischi sei fragile mentalmente, ma quando sei così sei proprio forte. Il signor Insigne batte record, si prende la squadra sulle spalle, veramente straordinario. Stava pure segnando sul calcio di punizione, la traversa gliel'ha impedito, il palo, il gol ribadisce a un suo stesso errore, raggiunge un record di assist, di gol, una roba pazzesca, veramente una stagione incredibile. E poi il signor Osimhen oppure Osimhen ci fa vedere un altro pezzo del suo repertorio mai visto, perché sì, gli puoi dare la palla, si può defilare, perché molto spesso si defilava volontariamente per aprire la difesa a 3, oramai queste cose sono chiare, Gattuso ce le ha fatte vedere sul campo senza potercele dire, benissimo, ma poi se riesci dopo uno scatto, dopo aver controllato, ad alzare la testa, a vedere la corsa di Insigne e con uno sventagliamento di 40 metri tu gliela metti sopra il piede, signori miei, attenzione, ci è marcato Mertens, sì, è come se ci è mancato Mertens, ma ci è mancato anche Osimhen, e allora dobbiamo veramente pensare che questo acquisto, sì, molto, molto costoso, senza dubbio, una variabile strana, però no, non volevo dire variabile, un'anomalia rispetto al mercato del Napoli, va benissimo, però questo ci farà divertire ed è giovanissimo, margini di miglioramento, quindi questi sono gli acquisti che io sposo del Napoli. Prendere il nome in antichità che oramai sta sul viale del tramonto non lo amo, alle volte funziona, alle volte no, perché poi vedi che il Milan con Ibrahimovic non è che ha vinto lo scudetto, il Milan se la deve lottare fino alla fine e lo 0-0 col Cagliari potrebbe essere fatale, ma potrebbe anche andare via. Alla fine dovranno fare una partita vera Atalanta e Milan, almeno il Milan dovrà fare una partita vera perché non si può sentire salvo. Noi diamo per assunto, no, ma questa cosa della classifica ne parliamo domani, io mi devo rilassare. Da New York Valerio Fluido è tutto, vado a dormire, è notte. Voi vi iscrivete al canale, lasciate un like, vi godete questi 3 punti, perché ci godiamo questi 3 punti. Il Napoli ha 24 vittorie, più di tutte le altre squadre, dopo l'Inter ovviamente, in Serie A. E seppure dovessimo perdere e il Napoli, e il Milan o l'Atalanta vincesse, ci appaierebbero a 24 vittorie, quindi la stagione resta straordinaria, con o senza qualificazione in Champions League. L'ho detta. Poi ci tagliamo i capelli, qual è il problema? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,